Buongiorno e ben ritrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali. Buon venerdì 8 agosto a tutti voi. Alessandro Granziera e Mattia Pizzai in regia, che ringrazio. La cronaca, l'economia, la politica, il sociale, come sempre nei temi che vi racconteremo. Allora, vi faccio subito vedere queste immagini che ci arrivano da San Vito di Cadore. Sono le immagini di un nuovo crollo dalla Croda Marcora stamane poco prima delle 10, pochi metri cubi, ma c'è comparsa poi la nube di polvere che comunque è rimasta ferma intorno alla palestra di Roccia. Molto probabilmente, dice il sindaco di San Vito di Cadore Franco De Bonna, si tratta di una quota di rocce e sassi che fanno parte di quel volume di 10.000 metri cubi rimasti in vetta. In ogni caso non ci sono problemi per la statale 51 delle Magna. Si fa sapere da San Vito che, come sapete, da oggi sarà aperta H24, quindi anche di notte, dopo i sopralluoghi finali avvenuti ieri. Allora, questo comunque sono le immagini, insomma, che restano impressionanti del nuovo crollo della Croda Marcora. Insomma, non c'è pace per San Vito di Cadore. Fra poco ci darà ulteriori aggiornamenti su questo Tiziana Bolognani, che intanto saluto da Sedico. Restiamo nel Bellunese insieme a Stefano Bozzi per parlarci prima di tutto, e siamo alla cronaca, di una violenta rissa, di un tafferuglio che è successo in una pizzeria di Sedico e dove sono spuntati anche dei coltelli. Indaga la polizia. Buongiorno Tiziana. Buongiorno Nicola, hai detto bene, c'è però un piccolo particolare. L'attività della squadra mobile che viene condotta in queste ore è coperta dal massimo riservo, e quindi possiamo semplicemente riferirvi quanto poco fa una dei titolari della pizzeria da Gigino, che vedete alle mie spalle, già affollata di clienti, storica pizzeria Gigino di Sedico, ci ha detto, innanzitutto ci ha riferito che non c'erano coltelli, che questi tre soggetti che vengono a cena una volta alla settimana, in quanto operai e probabilmente avevano finito il loro turno di lavoro, probabilmente forse anche a causa di un tasso alcolemico non proprio nella norma, hanno iniziato a discutere. La discussione si è tramutata in alterco, e poi qualcuno deve avere perso la pazienza ed è iniziata una scazzottata. Tutto questo attorno alle 8, e potete immaginare il locale era pieno, stracolmo di persone, di avventori al bar, di famiglie che, vista la mala parata, hanno iniziato a urlare. C'è stato insomma un po' un fuggi dal locale, e c'è stato però contemporaneamente anche una discussione che si è aperta sui social, post che è stato però tolto, cancellato dalla pagina 6 di Sedico. Se sappiamo che certamente una delle tre persone coinvolte in questa zuffa è rimasta ferita. La titolare ha detto che non c'erano coltelli, quindi nessuno si è ferito, non scorreva sangue all'interno del locale. Quel che è certo è che proprio i titolari hanno chiesto l'intervento urgente delle forze dell'ordine. Qui è arrivata una pattuglia della Volante che ha svolto i primissimi rilievi, ha parlato con i testimoni, e in questo momento la probabilità è che si indaghi certamente per lesioni personali e per rissa aggravata. Di più in questo momento non sono in grado di poterti riferire, proprio perché chi potrebbe darci una mano a ricostruire l'esame, a ricostruire la vicenda, ha in effetti alzato un muro di riservatezza, e quindi è anche complicato per noi
cercare di spiegarvi e dobbiamo affidarci alle parole di uno dei titolari e certamente a quanto hanno riferito i clienti. Certo, mi dice una delle titolari, i clienti che erano qui si sono molto spaventati perché la scena è stata inusuale e naturalmente insolita per lui. Dove siamo? Siamo in un luogo particolarmente frequentato. Questa via che Stefano vi fa vedere si chiama Via Traversa Agordina ed è la strada che da Sedico si mette, quindi dalla 50 del Grappa e Passorolle, si mette direttamente sulla 203 Agordina al MAS ed è una via molto frequentata perché diciamo è la scorciatoia più conveniente per chi deve spostarsi verso le zone dell'Agordino provenendo da sud. Quindi in questo momento noi siamo peraltro in attesa di sapere dalla squadra mobile quali sono le conclusioni. Certo, sicuramente un fascicolo è stato aperto dalla Procura della Repubblica di Belluno che sta cercando di accertare i fatti esattamente per come si sono svolti. Nicola. Ok, perfetto. Ti volevo chiedere se ci puoi dare qualche ulteriore aggiornamento sulla frana di Croda Marcora di questa mattina. Sì, ho parlato con il consigliere delegato alla protezione civile Massimo Bortoluzzi proprio poco fa. Il distacco è avvenuto in quota, come si può ben vedere dal video, comunque ad una distanza di 2 chilometri dalla statale 51 di Alemagna. Che cosa ci ha detto? E quindi non ci sono pericoli incombenti, imminenti per la transitabilità della strada che correttamente hai detto tu poco fa è stata riaperta, da oggi sarà riaperta anche in orario notturno. Che cosa ci ha detto? Quando si alza la temperatura questo succede, cioè le rocce cominciano a sgretolarsi. Con la pioggia invece si muovono le colate. La preoccupazione principale in questo momento è quello di appurare innanzitutto che si tratti di un assestamento in una situazione evidentemente di instabilità e poi monitorare per capire se la strumentazione che la provincia ha installato proprio alla base della Croda Marcora sia stata coinvolta in questo crollo e questo vorrebbe dire in caso affermativo che bisognerebbe ricominciare tutto da capo. Naturalmente oggi si svolgeranno ancora dei sopralluoghi per vedere in che modo questo nuovo crollo possa avere o meno interessato anche la strumentazione di monitoraggio della frana che comunque incombe sulla 51 di Alemagna. Nicola, è tutto da Sedico e diciamo così virtualmente anche da San Vito di Cadore. Ti restituisco la linea. Grazie a Tiziana Bolognani e a Stefano Bozzi. Questa dunque la situazione sia per quanto riguarda Sedico sia per quanto riguarda la frana di San Vito di Cadore, la Croda Marcora. Allora, prima di andare da Filippo Fois che ci racconterà di un'altra violenta rissa, questa volta avvenuta a Caorle, non è la prima volta, andiamo invece a Oderzo da Elena Dal Forno. Siamo di nuovo nella Marca trevigiana insieme a Edoardo Paris perché ci racconta ancora una volta, l'abbiamo sentito ieri nei nostri telegiornali e fra poco li rivedremo, ci racconta di ancora razzie di ladri, questa volta appunto da Oderzo. Elena. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori e telespettatrici di Antenna 3, buongiorno a te Nicola. È stata un martedì e un mercoledì di paura qui in questa zona residenziale di Oderzo, numerosissimi furti segnalati, tentati e qualcuno anche andato a segno, come quello in questa via Girolamo Casoni, una villetta qui alla fine della strada. Purtroppo nella notte tra mercoledì e giovedì è stata completamente razziata dai ladri. Abbiamo incontrato la proprietaria che naturalmente non voleva parlare con noi, non voleva assolutamente presentarsi alle telecamere ed era molto arrabbiata. Abbiamo incontrato anche dei residenti che ci hanno detto che purtroppo ormai i ladri non hanno paura di nulla e di niente perché non c'è certezza della pena. Purtroppo un altro problema è quello di non fare rete, come ci ha detto appunto un altro residente, manca un controllo di vicinato, qui nella zona, dice lui, bisognerebbe essere un po' più solidali tra di noi, parlarsi un po' di più, non rinchiudersi nelle nostre case, nelle nostre villette
villette, cercare di fare rete. Ecco, purtroppo in questo caso, in questa villetta, addirittura c'erano i vetri antisfondamento che sono stati completamente sfondati, abbiamo visto i vetri proprio fuori del giardino di questa villetta, la villa è stata completamente razziata, non ci sono segni di effrazione, evidentemente sono stati molto bravi i ladri a essere, diciamo così, professionisti in quello che stavano facendo. Purtroppo non sappiamo l'entità ovviamente di quello che è stato portato via questa villetta, c'era la grande rabbia però della signora che diceva non ci possiamo più difendere. Ecco, su questo, diciamo, momento di difficoltà anche per i sindaci, momento di difficoltà perché è l'estate, perché la gente va in vacanza, perché le villette sono scoperte, andiamo a vedere cosa è successo invece a Breda di Piave e poi sentiamo anche l'impotenza del sindaco. E poi restituisco la linea allo studio. A te, Nicola. In 3, incappucciati con passamontagna, hanno fatto irruzione in questa villetta intorno alle 22:30, nessuna remora, incuranti delle telecamere di sorveglianza sono entrati in giardino. 2 sono passati scavalcando la rete, il terzo ha oltrepassato il cancello. Poi hanno percorso il perimetro del giardino, forse nell'intento di evitare le telecamere. Si sono posizionati dietro la macchina e in quel momento si è accesa la luce delle telecamere. La mia compagna, eravamo a letto, ma la mia compagna era sveglia, ha guardato il telefono, ha visto queste persone, insomma, intruse, mi ha svegliato. Lei intanto ha chiamato i carabinieri, io sono uscito in terrazzo, però come hanno sentito la zanzariera alzarsi sono scappati via. La prontezza dei proprietari ha fatto desistere i ladri. In casa erano presenti anche dei bimbi piccoli, tanta la paura, la figlia undicenne per tutta la notte non ha smesso di tremare. Ora Raffaele Donadi ha deciso di potenziare ancora di più il sistema di videosorveglianza. Sì, per forza, perché è meglio controllare tutta la proprietà, perché può essere come in questo caso è stato un buon segnale di avviso, insomma, ci siamo salvati per le telecamere. Come dormirà stanotte? È un po' in ansia perché bisogna sempre stare con le orecchie aperte e qualsiasi rumore può essere... sì, si fa sentire, insomma, anche qualsiasi piccolo rumore. Pochi chilometri da Pero di Breda di Piave ci spostiamo a Vacille, il colpo messo a segno intorno alle 2 del mattino ad allertare la titolare l'allarme, ma quando è arrivata i ladri erano fuggiti con i registratori di cassa trovati aperti dai carabinieri in un campo poco lontano. Questa è la finestra che hanno aperto. Ecco, questa è rotta. Questa sì, praticamente sì, la dobbiamo aggiustare, hanno fatto un buco. Sono entrati con qualcosa e hanno alzato la... che poi tra l'altro sono stati anche abbastanza bravi perché questo è in mezzo, quindi cioè proprio calcolato. È stato un colpo velocissimo. Velocissimo, ma ti dico, penso che 2 secondi se farla grande, proprio perché quando sono arrivata io proprio non c'era nessuno. Un colpo fulmineo, i ladri sapevano dove e che cosa prendere. Il bottino esiguo, spiccioli, ma i danni che ora deve sistemare la proprietaria sono maggiori. Entrambi hanno presentato denuncia ai carabinieri che hanno fatto scattare le indagini. Ladri senza scrupoli che fanno irruzione nelle case, anche se all'interno ci sono i proprietari. I cittadini hanno paura e sono esasperati. Nulla ferma i malviventi negli allarmi, nelle telecamere. Purtroppo ti entrano in casa, diciamo che non è che aspettano magari di entrarci quando non ci sei, ci entrano anche quando ci siamo e come facciamo a difendersi? Soprattutto perché, insomma, ci diceva qui, siete anche molte persone anziane. Sì, qua tutti anziani. Io ho 80 anni, mio marito ne ha 84, partite qua tutti da 85, la signora l'ha presa poco, per cui certo che avevamo anche più paura magari di quei giovani, però la paura che c'è. Anziani, ma non solo, indifesi di fronte alla sfrontatezza dei malviventi. L'amarezza del sindaco di Breda che questa mattina è andato a trovare il cittadino che ha messo in fuga i ladri. Intanto aumenta fra la gente l'insicurezza. Nessuno si sente sicuro e noi primi cittadini non possiamo garantire sicurezza, ma garantire è già un termine forte. Non riusciamo a fare quello che vorremmo fare, quel qualcosa in più che permetta ai nostri cittadini di stare un po' più tranquilli. Quindi siamo con le mani legate, impotenti, ecco, aggiungerei. La certezza della pena, una frase troppo utilizzata, ma che deve prima o poi essere presa in considerazione, non solo, spiega il primo cittadino. La normativa è molto favorevole, diciamolo tranquillamente, a chi vuole compiere il reato, al malintenzionato,
perché deve essere beccato sul fatto e poi tante volte viene comunque rilasciato nel giro di poco. Quindi abbiamo bisogno di avere una certezza. Allora ecco che forse riusciremo a invertire questa tendenza, non senza riusciremo a invertire questa tendenza che sta diventando purtroppo tristemente la normalità. Cioè, siamo noi che dobbiamo abituarci a questi fenomeni? No, deve essere esattamente il contrario. Si tratta di bande di ladri specializzati che sanno come colpire, raid veri e propri nel territorio, entrano, arraffano preziosi, i ricordi di una vita, danneggiano e distruggono quello che trovano. Bottini, a volte magri, ma si lasciano dietro la disperazione dei cittadini violati nella propria casa. Insomma, ladri senza scrupoli, ladri che agiscono pur sapendo di essere ripresi dalle telecamere, come il ladro acrobata che sta seminando il panico tra Mestre e Martellago in questi giorni. Da almeno un paio di mesi si muove tra Martellago e Mestre prendendo di mira bar e ristoranti. Spesso torna sul luogo del delitto a rubare una seconda volta. È stato definito il ladro acrobata per la sua abilità nell'arrampicarsi, infilarsi e sgusciare nei passaggi più improbabili, ma nel caso pur di entrare non disdegna lo scasso o lo sfondamento delle porte. Ruba di tutto, soldi naturalmente e se ne trova, ma anche cellulari, tablet, casse per la musica, bottiglie e salami. È un ladro un po' particolare che però siamo sicuri che i carabinieri sono già sulle tracce in quanto ci sono delle indagini ben definite e spero che prima o poi verrà preso perché veramente merita di andare dove tutti vogliamo, quindi in galera. In comune di Martellago il ladro acrobata ha colpito 2 volte alla Casa Gialla, la trattoria della Prosenectute di Marghera, probabilmente è il responsabile anche del furto alla pizzeria Pomodoro, sempre a Maerne, e 2 volte a Cade Brace ad Olmo per una refurtiva sui 2.000 euro. Il primo è stato più aggraziato, ha forato un vetro, ha aperto la maniglia, è entrato, ha preso monete che erano in cassa e è andato via. L'altro invece ha fatto 3 tentativi, quindi su 3 porte, e non è riuscito, alla quarta ha buttato giù il vetro. Sono più i danni o più quello che ha rubato? Più i danni. Gli staff dei locali preferiscono non rendersi riconoscibili, temendo possibili ulteriori conseguenze, come allo Stinger, vicino all'uscita della Castellana a Mestre. Anche qui il ladro acrobata ha colpito 2 volte. La prima di mattina verso le 8:15 ha sfruttato una finestra aperta e nel giro di 30 secondi ha raffato il fondo cassa, quindi all'incirca 200 euro. C'erano delle persone dentro? C'erano delle persone, uno in spogliatoio e uno in cucina. È stato bravo. I complimenti per l'agilità e la destrezza. La seconda volta è stato più grave perché è entrato la notte forzando il serramento. Questa volta il bottino quanto è stato? Sempre all'incirca 200 euro e le mance dei dipendenti che si aggiravano circa sui 700 euro. Il responsabile dei furti sarebbe italiano, forse del posto. Il sindaco di Martellago, Andrea Saccarola, è in costante contatto con le forze dell'ordine e si dice fiducioso di una soluzione del caso. Nel 2013 mi ricordo che il sindaco Barbiero era stata anche dal prefetto perché appunto Martellago era sommersa dai furti. Negli anni, grazie alla loro amministrazione, grazie alla nostra, siamo arrivati ad avere 120 telecamere sul territorio dove veramente adesso abbiamo un territorio videosorvegliato e anche più sicuro. Restiamo nel veneziano, ancora Filippo Fois, lo dicevamo in apertura, la violenta rissa a Sedico, un'altra rissa violenta invece a Caorle, in una città che solo la settimana scorsa aveva visto un alterco con calci e pugni in strada, quindi non è un episodio isolato, anche se sono 2 episodi non collegati fra di loro. Filippo Fois con Sandro Ponchio, buongiorno. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. No, non sono 2 episodi collegati, però evidentemente c'è un problema legato alla vita notturna qui a Caorle come in altre località del litorale veneziano. Noi ci troviamo in piazzetta Miramare che si trova sul lungomare di Levante a Caorle e questo è stato la notte scorsa il teatro di questa violenta rissa che si è consumata in 2 luoghi differenti. Il primo è quello in cui ci troviamo adesso, che vi sta facendo vedere Sandro Ponchio, vedete qui l'accesso alla spiaggia.
naturalmente noi dobbiamo pensare a uno scenario completamente diverso rispetto a quello che vediamo qui, e in questo momento è uno scenario pacifico di famiglie che vanno in spiaggia. Qui invece stiamo parlando, per quello che riguarda i fatti di cronaca, all'1:30 di notte, quando questi locali diventano i locali della Movida. Ebbene, attorno a questi bar si è scatenata la prima parte della rissa, alla quale hanno partecipato diverse persone, se ne parla di almeno una decina. Ci sono ben 2 video che documentano queste 2 fasi della rissa. In quella scoppiata qui sono stati esplosi addirittura 3 colpi di pistola con una scacciacani, e tutti e 3 ad altezza d'uomo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. C'è un video girato con un cellulare in cui si vede che però viene colpito un monopattino. Dopodiché evidentemente la rissa, della quale bisogna ancora apporre tutti i motivi per i quali è scoppiata, è proseguita scendendo per questa strada che vi sta facendo vedere Sandro Ponchio, di fronte all'hotel Stella Mare. Anche qua sono volati pugni e calci. In quel momento sono arrivati i carabinieri. I carabinieri hanno fermato e identificato 10 persone. Da quello che si sa erano quasi tutti stranieri, non sappiamo al momento però se si tratti di turisti oppure di lavoratori stagionali. Quel che è certo che insomma per 2 volte, e addirittura con dei colpi con una pistola scacciacani, qui insomma sono avvenuti 2 fatti molto gravi. Quelli a cui tu ti riferivi invece sono accaduti la settimana scorsa in Viale Santa Margherita. Quelli li abbiamo documentati anche nel corso dei nostri telegiornali, nei quali si vede sempre in uno scenario notturno l'inizio di una discussione che via via si fa più animata, fino a che dalle parole si passa ai fatti. Prima volano parole grosse e poi si passa alle mani. In particolare in queste immagini si vede un giovane che viene colpito ripetutamente, più volte, anche quando si trova a terra. Alcune persone che si trovano attorno a lui continuano a colpirlo con calci, fino a che, almeno nelle immagini, il giovane non rimane fermo, esanime a terra. Fortunatamente, per quello che riguarda oggi, feriti sembra che non ce ne siano, sicuramente non ci sono feriti gravi, però comunque si tratta di un ennesimo fatto che getta, un'ombra su quella che è la vita notturna sulle nostre località balneari. Come sapete sono state istituite le zone rosse sia a Chioggia, Sottomarina quindi, che a Jesolo, le 2 principali località balneari della provincia di Venezia, però evidentemente il problema c'è anche altrove. Per ora direi che da Chioggia è tutto. Nicola, io ti restituirei la linea. Grazie a Filippo Foisi. Chissà che non venga richiesta una zona rossa anche a Caorle da parte del sindaco, lo scopriremo con Filippo Fois. Violenza in strada, abbiamo visto a Caorle, violenza in strada ma di tutt'altra natura a Padova, dove un uomo ha aggredito la compagna in strada, quindi parliamo di violenza sulle donne. Non so se però c'è Chiara Gaiani in collegamento, fatemi capire, la vedevo, la vedo, eccola qua. Allora, Chiara Gaiani con Federico Cibotto, parliamo invece di un'aggressione di un uomo nei confronti della compagna, quindi violenza sulle donne a Padova. Buongiorno Chiara. Sì Nicola, buongiorno a te e ai telespettatori. Come dicevi, una violenza accaduta per strada, e proprio qui dove ci troviamo con il collega Cristian Rocchi Allende siamo ai Giardini dell'Arena, all'imbocco di una delle aree verdi più note della città, a ridosso del centro storico. Tra l'altro forse dalle immagini si vede che alle mie spalle c'è la notissima Cappella degli Scrovegni. È accaduto sabato sera, una donna era proprio picchiata con violenza in strada da quello che si è rivelato essere l'ex compagno, quando per sua fortuna è passata una volante della polizia che si è fermata immediatamente per prestare soccorso. Allora sentiamo il servizio preparato da Francesco Ratai questa mattina. Era stato notato ai Giardini dell'Arena a Padova mentre strattonava e aggrediva una donna, risultata poi essere la sua compagna. Un 34enne di origini rumene è stato arrestato dagli agenti della questura che stavano pattugliando la zona centrale della città. L'uomo è accusato di maltrattamenti contro la compagna e resistenza pubblico ufficiale. I poliziotti si sono accorti infatti che il 34enne stava scuotendo una donna che in evidente difficoltà chiedeva aiuto.
L'uomo ha mostrato fin da subito un atteggiamento molto ostile anche nei confronti delle forze dell'ordine intervenute in soccorso della vittima, urlando e minacciando e tentando più volte di divincolarsi per raggiungere la compagna. In più occasioni ha rivolto alla donna minacce ed insulti. La vittima, scossa e impaurita, ha raccontato di avere una relazione sentimentale con l'aggressore da circa 1 anno e mezzo, ma nel corso di questo tempo aveva subito ripetuti episodi di violenza mai denunciati. Portata al pronto soccorso, le sono state refertate una frattura ad una costola e contusioni multiple al volto e agli arti, per le quali ha avuto una prognosi di 20 giorni. Accompagnato in questura, per il 34enne straniero sono scattate le misure del cosiddetto codice rosso a protezione delle donne. Si tratta di un cittadino romeno che già non aveva ottemperato a diverse misure di prevenzione personali ed Aspo urbano. L'uomo è un senza fissa dimora, con precedenti per reati contro il patrimonio. Il GIP ha successivamente convalidato l'arresto, disponendo nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere. Avete sentito con quale violenza è stata aggredita questa donna, addirittura una costola fratturata, un episodio che torna a riproporre il fenomeno della violenza di genere. Infatti avete sentito, è stato applicato il codice rosso e contro la violenza di genere continuano a battersi come leoni i familiari di Giulia Cecchettin, in particolar modo il padre e la sorella. È stata, ricorderete, la giovane studentessa uccisa dal ex fidanzato a novembre di 2 anni fa. Il papà Gino ha fondato una fondazione che porta il suo nome. Il profilo social Instagram della fondazione è stato hackerato in queste ore. Allora vi lascio al servizio che abbiamo preparato. Ringrazio Cristian Roque Allende per la collaborazione tecnica, poi la linea da Padova può tornare allo studio. Vi informiamo che la pagina Instagram di Fondazione Giulia Cecchettin è stata compromessa da un attacco informatico. Non rispondete a messaggi sospetti provenienti da questo account o a eventuali richieste di denaro. Siamo già in contatto con le autorità competenti e stiamo lavorando con Meta per recuperare la piena proprietà dell'account. Grazie a tutti per la comprensione e per il sostegno continuo alla Fondazione. È un messaggio identico quello che nel primo pomeriggio hanno pubblicato nelle storie di Instagram dei loro profili Gino Cecchettin e la figlia Elena, account violato per la pagina aperta dalla fondazione nata a novembre scorso, a 1 anno esatto dal terribile omicidio di Giulia per mano dell'ex fidanzato Filippo Turetta. Un'opera che Gino e i figli hanno fortemente voluto per ricordare Giulia e continuare nel loro instancabile lavoro di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Il profilo è stato hackerato da pirati informatici che chiedono di essere contattati, una tipologia di reato in crescita che ha toccato la pagina Instagram della Fondazione, che conta oltre 100.000 follower e racconta di giorno in giorno le numerose iniziative che continuano a fiorire nel nome di Giulia Cecchettin. Gino ed Elena Cecchettin nel frattempo sono al lavoro per tornare nella piena proprietà dell'account. Ancora la cronaca, aveva 86 anni l'anziana che nel pomeriggio di ieri è morta dopo essere stata ricoverata all'ospedale dell'Angelo a Mestre per le ustioni e l'intossicazione provocata dall'incendio scoppiato la notte precedente a Marghera. A dare l'allarme erano stati i vigili, alcuni vicini di casa. I vigili del fuoco erano riusciti a portare in salvo fuori dall'appartamento sia la donna che il figlio disabile che viveva con lei. Purtroppo poi le condizioni della donna si sono aggravate anche data l'età ed è morta. Il figlio invece è stato affidato ai servizi sociali. 85 anni, quindi quasi coetanea, invece la vittima del tragico incidente stradale avvenuto ieri a Castelbaldo, siamo nel Padovano, è stata travolta da un'auto mentre era in bici.
Si è alzato in volo anche l'elisoccorso per tentare di salvare la vita ad Annalisa Diani, 85 anni, la donna travolta da un'auto a Castelbaldo. Erano le 12:45 di giovedì quando l'anziana stava percorrendo in bicicletta via Sette Pertiche verso il centro del paese. Lasciata la pista ciclabile, l'anziana stava attraversando la strada quando è stata investita da un'auto condotta da un giovane di 27 anni di Badia Polesine. Un impatto violento che non ha lasciato scampo alla donna, nonostante i soccorsi subito prestati dal giovane che ha chiesto aiuto. Per i sanitari del 118 non era stato altro da fare se non constatare il decesso dell'anziana, una signora conosciuta e ben voluta in paese. Le indagini sono condotte dai carabinieri e dagli agenti della polizia locale. Sotto shock il giovane investitore, non si esclude al momento nulla, neppure una manovra improvvisa dell'anziana o un malore. I mezzi sono stati posti sotto sequestro. Sul terribile incidente ha aperto un fascicolo per omicidio colposo stradale la procura di Rovigo. Salvato invece provvidenzialmente da un giovanissimo bagnino di appena 18 anni, è successo a Jesolo ieri, protagonista un 12enne di Castelfranco che era in acqua, in balia delle onde, spinto verso gli scogli nonostante ci fosse la bandiera rossa e anche il divieto di balneazione in quella zona. Vediamo. Eccolo mentre viene issato sul gommone della guardia costiera, sul quale un istante dopo sale anche il bagnino che l'ha salvato. Siamo sulla spiaggia del Faro e da poco passato mezzogiorno un ragazzino di 12 anni di Castelfranco, nonostante la bandiera rossa ed il divieto di balneazione, si è immerso trovandosi subito in difficoltà, spinto dalla corrente al largo e verso gli scogli. Provvidenziale l'intervento dell'addetto al salvataggio della torretta gestita da Jesolo Turismo, che si è subito tuffato ed ha raggiunto il bambino. Nonostante la giovane età, il bagnino a 18 anni ha capito la problematicità della situazione. Le condizioni proibitive del mare, il forte vento rendevano impossibile tornare a riva, mentre la corrente spingeva entrambi verso gli scogli. Con sangue freddo il bagnino ha valutato la situazione di pericolo ed è riuscito a portarsi all'esterno facendosi trasportare dalla corrente. Nel frattempo era stata allertata la guardia costiera che è intervenuta con il gommone. Fortunatamente l'assistente bagnante è stato molto celere nell'intervenire e quindi ha potuto mettere in sicurezza il ragazzino, però ovviamente era impossibilitato a poter rientrare a causa delle cattive condizioni meteorologiche. Era presente peraltro la bandiera rossa con cui non bisognerebbe mai andare in acqua. E a quel punto il nostro intervento è stato tempestivo e nel giro di pochissimi minuti siamo riusciti a mettere in sicurezza sia il ragazzino che l'assistente bagnante. Il ragazzino sta bene ed è stato riportato dalla mamma. La guardia costiera, a maggior ragione in questo periodo di grande afflusso di bagnanti sul litorale, ricorda quelle che sono le norme da rispettare per divertirsi al mare in sicurezza. La bandiera rossa significa sempre e comunque di non immergersi, è sconsigliato immergersi anche se si è nuotatori esperti, perché il mare di per sé è un ambiente pericoloso e come tale deve essere trattato, perché quello che potrebbe sembrare semplice da un momento all'altro può mutare ed è quindi necessario prestare la massima cautela, così come è necessario e importante prestare attenzione ai divieti in prossimità delle foci dei fiumi. È vietata la balneazione. 12 anni questo ragazzino di Castelfranco salvato, 14 anni invece insieme al padre di 45 anni erano i protagonisti dell'incidente che era avvenuto qualche giorno fa a Vicenza al Teatro Olimpico. Si erano sporti dalla balaustra finendo in ospedale. Si visionano a Vicenza i filmati della videosorveglianza per ricostruire un quadro più chiaro della dinamica e quindi anche accertare eventuali responsabilità. Video dall'accaduto acquisiti e al vaglio per ricostruire la dinamica e far luce sull'incidente che sabato scorso ha visto 2 turisti cadere dalla gradinata alla platea del Teatro Olimpico. I video in questo momento sono nelle mani di chi ha la competenza di giudicarli. Quello che possiamo dire è che pare che le 2 persone si siano sedute, non appoggiate nella balaustra, prima il padre, poi il figlio. Si tratta di una balaustra che ovviamente è una balaustra soltanto di eventuale sostegno perché
chi passa e che non può reggere il peso di 2 persone. Infatti il teatro avvisa in italiano e in inglese che non ci si può appoggiare nemmeno nelle balaustre. Un quadro che sta prendendo forma attraverso la visione delle immagini che hanno immortalato la scena e che sono al vaglio degli organi competenti. Intanto il Teatro Olimpico resta aperto e accessibile dalla platea, garantendo la continuità delle visite in condizioni di sicurezza. Abbiamo ovviamente fatto sentire la nostra vicinanza ai turisti austriaci per quello che è successo e il vice sindaco è passata a salutare appunto le persone in ospedale e adesso rimaniamo in attesa di quelli che saranno appunto gli sviluppi e quello che verrà fuori dai video. Ora al posto della balaustra danneggiata campeggia un cordoncino. I prossimi passaggi, dopo l'interlocuzione con la sovrintendenza, prevedono la sistemazione della balaustra. Abbiamo già fatto il passaggio con la sovrintendenza immediatamente, tempestivamente, anche perché a breve riprendiamo con gli spettacoli. Il teatro olimpico molto delicato perché è in bilico tra l'essere monumento e accogliere tutti i visitatori come in questo momento, ma anche appunto accogliere tanti spettacoli. Quindi la sovrintendenza è già passata e adesso al più presto sostituiremo il cordoncino con appunto la balaustra. Nel Veronese siamo alla sanità, i primi 2 casi autoctoni del virus chikungunya accertati in Veneto, entrambi appunto nel Veronese, colpite una 64enne di Negrara e una 39enne di Affi, entrambe senza storie di viaggi recenti in paesi in cui la malattia è endemica. La prima è ricoverata e vigile, la seconda presenta al momento solo sintomi lievi. I 2 casi non sarebbero collegati. La Regione ha attivato tempestivamente le misure di sorveglianza previste, tra le quali la procedura di disinfestazione straordinaria e la misura di sorveglianza sanitaria rivolte anche agli altri soggetti nei luoghi di possibile esposizione. Fino ad oggi in Veneto tutti i casi confermati di chikungunya, virus che viene trasmesso, lo ricordiamo, dalla zanzara tigre, erano correlati a viaggi in aree endemiche. Quindi l'identificazione di casi autoctoni rappresenta un evento rilevante legato anche alle condizioni climatiche favorevoli alla proliferazione della zanzara tigre. Quindi il monitoraggio è in corso, per adesso ci sono questi primi 2 casi nel Veronese, entrambi donne non collegati. La sanità ancora, per parlare però dell'odissea delle liste d'attesa. Dopo aver atteso oltre un anno per una visita oculistica, un telespettatore di Mogliano ci ha chiamato per intervenire. Guardate. Adesso abbiamo pensato a voi, ecco, perché qualcosa bisogna fare. Non sai dove battere la testa, no? Vai all'ULSS e loro ti dicono, anche loro avranno le loro disposizioni, però ti dicono quello che devono dirti e tu aspetti. Si è rivolto ad Antenna 3 il signor Angelo Zancanaro, che da poco ha compiuto 81 anni e da oltre uno, precisamente dal luglio 2024, attende una visita oculistica. Da quando, cioè, presa l'impegnativa col suo curante chiamato il CUP, ha ricevuto solo oggi una chiamata per fissare l'appuntamento, che sarà il 1° settembre. E se avesse voluto avrebbe anche potuto anticipare. Ma no, non è quello, è che aspettare un anno, un mese non cambia tanto. È l'anno che è più lungo. Sì, è oggi che me l'hanno mandato, mi hanno detto di confermata, insomma, ecco. Un calvario iniziato lo scorso anno che non ha prodotto nulla, nemmeno dopo varie sollecitazioni, per una visita la cui tempistica era prevista entro 3 mesi. Una visita che non è proprio vista da me, che non è una visita proprio da poco. Mi dicono che ho del glaucoma che sta partendo. È una visita di controllo, sì. Adesso l'appuntamento è fissato, grazie anche al pronto interesse del direttore Benazzi, al quale però il signor Angelo rivolge una domanda. Mi sembra strano che in un anno non abbia trovato un buco per fare una visita. Ecco. Proprio il dottor Benazzi ha comunque voluto tornare sul punto delle liste d'attesa. Intanto mi scuso con l'utente, sicuramente sarà una visita di controllo. Allora noi ci siamo molto concentrati sulle B, cioè quindi quelle a 10 giorni, quelle urgenti, quelle a 60-90 giorni. Sulle visite di controllo stiamo comunque recuperando molto. Ci siamo anche impegnati, lo dico per tutti, a ridurre le catarate, cioè gli interventi di catarate che prima avevamo un anno e mezzo, 2. Entro dicembre li portiamo a 3 mesi. A fine anno riusciremo anche ovviamente a recuperare tutte le visite che sono quelle di controllo. Queste dunque le rassicurazioni del direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana Francesco Benazzi. Noi
Adesso andiamo in pubblicità e poi apriamo la pagina politica con i nostri due ospiti, dai dazi all'economia, ovviamente poi al rebus delle regionali, fra pochissimo. La preoccupazione è molta su questa situazione, che se ne parla da mesi. Questi dazi sembra il 15%, si parla anche del 30%. Basta il 15% perché la preoccupazione sia un danno per le nostre imprese, per i nostri collaboratori e per il nostro territorio. Dobbiamo pensare che l'America è il terzo mercato per il nostro Veneto e per l'Italia, con il 9,2%. È il D-Day dove la D sta per dazi naturalmente e la cosa preoccupa tutte le attività produttive della regione. Il timore è che i danni siano molti per l'economia del territorio. La CGA di Mestre ha stimato in 2 miliardi di euro l'anno la perdita per le attività venete. La export è importante soprattutto in province come Vicenza e Treviso, perché il grosso dell'export negli Stati Uniti è concentrato nei macchinari e queste sono 2 province insieme a Padova che hanno un grande ruolo in questo settore, per cui possiamo parlare di almeno 4 volte le imprese, almeno 1600 imprese colpite direttamente e un numero di dipendenti che supera i 20.000 direttamente. Ma guardate che il grosso è davvero l'indotto in tutto il Veneto. Non solo gli artigiani ma anche gli agricoltori sono in fibrillazione, un mercato, quello a stelle e strisce, che vale 8 miliardi di euro l'anno per il comparto agroalimentare veneto. Dalle stime che noi abbiamo, l'applicazione di questi dazi comporterebbe a una riduzione del valore delle esportazioni pari a oltre 1 miliardo di euro. Tra questi, uno dei settori maggiormente colpiti sarà quello vitivinicolo. Abbiamo la vendemmia che è a ridosso e alle porte, è una vendemmia di forte preoccupazione. Gli agricoltori inoltre esprimono soddisfazione per il tavolo di crisi aperto al Ministero dell'Agricoltura per togliere i dazi al comparto. Le associazioni di categoria tutte chiedono aiuti a breve termine da parte del governo. L'aiuto avviene attraverso, ad esempio, una energia che abbia un costo minore, ma soprattutto che ci sia un sistema che vada ad aiutare le imprese a semplificare quella che è la burocrazia e quindi diventi un aiuto per tutti noi. Per gli artigiani la politica deve guardare anche oltre e aiutare gli imprenditori a trovare nuovi mercati. È finito il tempo dell'imprenditore che parte da solo con la valigetta. Serve che qualcuno lo accompagni in quel paese e poi l'imprenditore con la valigetta farà il suo lavoro. Però servono strumenti finanziari, serve promozione, serve un accompagnamento del sistema bancario, ma soprattutto delle istituzioni, nelle fiere, creando degli incoming che portino in Italia imprese di altri paesi. Siamo rientrati in diretta, dunque la seconda parte della nostra prima edizione dedicata a economia e politica e lo facciamo con 2 protagonisti della politica regionale. Abbiamo il presidente provinciale di Fratelli d'Italia, Claudio Borgia, buongiorno. Buongiorno e grazie per l'invito, buongiorno a tutti i telespettatori. Il consigliere regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, Andrea Zanoni, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ora, 2 che saranno protagonisti anche della campagna d'agosto, come l'abbiamo chiamata, già ufficialmente Zanoni non lo dice Borgia, ma glielo dico io. Che, insomma, lei lo sa? Insomma, è un se segreto, lo sa lei. È il segreto di Pulcinella, diciamo. Cioè, sarà uno dei volti della campagna elettorale, insomma, delle liste di Fratelli d'Italia. Non vorrei bruciarla, ma... Vediamo. Ok, allora, prima di entrare però nella politica, o meglio, ha a che fare molto con la politica, vorrei che commentaste un po' la situazione economia. Allora, ieri abbiamo realizzato questo servizio perché dalla mezzanotte di ieri iniziavano ufficialmente i dazi statunitensi al 15% in Unione Europea, con le preoccupazioni delle categorie economiche che chiedono un aiuto, ovviamente, un aiuto al governo anche a cercare nuovi mercati. Partiamo da qui, Borgia. Sì, la situazione comunque sia, come ha detto anche, hanno detto anche le categorie, è sicuramente complessa ma sotto controllo, per cui anche su questo tema è il tema oggi principale, il tema di discussione, soprattutto il tema di trattativa in piedi, soprattutto con
gli Stati Uniti d'America, per cui anche il rapporto tra Unione Europea e Stati Uniti d'America, Giorgia Meloni qualche settimana fa e qualche mese fa, se vi ricordate, è andata direttamente ad incontrare il presidente Trump e da lì si sono buttate le basi per un dialogo. È ovvio che in questo frangente, in questo caso, l'Unione Europea deve, come dire, trasformarsi e quindi diventare e soprattutto compiersi, perché è ovvio che nel momento in cui c'è una discussione su un tema così delicato, l'Unione Europea deve diventare, come dire, deve avere un ruolo centrale e soprattutto deve essere inteso come una forza non solo politica, ma soprattutto, e quindi intesa come con tutti gli stati, quindi rappresentare tutti quanti, avere un'unica voce, ma soprattutto poi deve essere autorevole e quindi non subire. Su questo ci saranno discussioni, ci sarà un dibattito e ci saranno trattative serrate. Ecco. Zanoni, come la vede lei? Ma non la vedo molto bene, vedo molte preoccupazioni da parte del mondo produttivo, da parte degli imprenditori che hanno lanciato questo allarme per le conseguenze nefaste che avrà questo sistema dei dazi americani sull'economia italiana, ma soprattutto sull'economia del Veneto. Queste promesse che l'Unione Europea ha fatto a Trump, agli americani, di fare investimenti in gas che ci costa 4 volte quello che pagavamo prima, o in armamenti, è un azzardo veramente incredibile. Siamo alla mercé di un presidente degli Stati Uniti d'America che ci considera veramente il nulla. Ricordo che pochi mesi fa, scusate, io non sono uno che usa termini scurrili, però il presidente Trump in una conferenza stampa ha detto che gli europei mi baciano il culo. Ecco, questa è la considerazione che il presidente degli Stati Uniti ha di noi europei, di noi italiani. Quindi credo che questo rapporto di amicizia, di stima reciproca, forse anche no, che c'è tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, ovvero tra il governo italiano e il governo attuale degli Stati Uniti d'America, non abbia portato tanta utilità alla nostra economia. Anzi, diciamo che noi di Alleanza Verdi-Sinistra abbiamo le idee chiarissime su questo, perché abbiamo votato in Parlamento europeo anche contro la von der Leyen. Noi abbiamo votato decisamente e convintamente contro anche l'altra cosa che ci ha imposto Trump, perché ricordiamocelo, c'è un mix veramente esplosivo: da una parte i dazi e dall'altra parte l'aumento degli investimenti fino al 5% del PIL in armamenti per la NATO. Guardate che questo è un mix che minerà veramente non solo la nostra economia, ma anche tutte quelle che sono le spese e gli investimenti dei servizi sociali, la sanità, l'istruzione, le opere, la viabilità. Ne stiamo già vedendo gli effetti e questo preoccupa moltissimo, quindi credo che l'Europa dovrebbe essere veramente riformata e essere più autonomi e non dover soccombere nel momento in cui ci si mette a trattare con un Trump che ha delle posizioni veramente incredibili anche sulla guerra, su Gaza, sulla questione della Palestina, cose che veramente fanno rizzare i capelli, perché è uno che in questo periodo di massacri a Gaza, dove vanno a uccidere anche quelli che si mettono in coda per un piatto di riso, praticamente non dice nulla, dà carta bianca a Netanyahu, che sappiamo sta compiendo una cosa che si chiama solo genocidio. Ha messo tanta carne al fuoco, però su una cosa siete d'accordo, che l'Europa deve fare di più. Certo, se è l'unica cosa in cui siete d'accordo. Meloni però secondo lei dovrebbe prendere un po' le distanze, dovrebbe un attimo... Meloni sembrava avesse un canale preferenziale con Trump, l'ha incontrato in maniera unilaterale
in realtà i risultati che abbiamo avuto sono quelli di un Trump che ci ha imposto quello che alla fine ha voluto, perché ha fatto il giochetto del 30% dei dazi perché sapeva che quello che voleva ottenere era il 15%, addirittura col bonus del gas che ci costa il 4 volte il doppio e gli armamenti in seguito, perché ha chiesto un investimento di 600 miliardi e questo vuol dire armamenti che dobbiamo comprare dall'America, gas che dobbiamo comprare dall'America che ci costa 4 volte tanto il prezzo del gas europeo. Borgia. Io credo che ci siano ancora margini di trattativa rispetto a questo tema. È ovvio però che l'Europa deve fare di più. Arriviamo oggi in questa situazione perché ci sono stati anni in cui l'Europa, come dire, è sempre stata considerata solo ed esclusivamente un'entità finanziaria e non pienamente una forza istituzionale, quindi una forza che potesse rappresentare realmente tutti gli Stati membri. E oggi queste politiche fallimentari dell'Europa degli ultimi anni, ricordo che per l'esattezza oggi Fratelli d'Italia, come per del resto anche AVS, questo ce lo devono dire loro, è all'opposizione, no, in Europa. Quindi su questo tema noi stiamo cercando di sollecitare, lo abbiamo fatto in più occasioni, perché ci sia un'Europa che abbia un cambio di marcia, perché ad oggi purtroppo siamo ancora considerati, purtroppo, anche nelle negoziazioni, anche nelle trattative, deboli e soprattutto non siamo uniti, non diamo la percezione di unità. È ovvio che quell'incontro che c'è stato da parte di Giorgia Meloni era proprio per cercare di aprire un varco e credo che già il fatto di essere passati dal 30 al 15% sia un piccolo risultato. È ovvio però che non basta, è ovvio che oggi dobbiamo tutti quanti dare uno sforzo e fare uno sforzo soprattutto per cercare di essere incisivi e l'Europa deve su questo lavorare, aprire un dialogo serio, un tavolo serio, perché non è possibile che la situazione rimanga questa, anche perché le nostre aziende saranno le prime a, come dire, soffrire di questa situazione, per cui sia il governo che le istituzioni europee continueranno e sono sicuro lavoreranno perché questo possa avvenire, quindi insomma io sono fiducioso, devo dire la verità. Allora, so che mi dicono la regia fra poco saremo pronti a aprire una veloce finestra su Treviso, perché oggi c'è l'inaugurazione di Ponte Ottavi che era molto attesa dopo un anno di chiusura. Allora datemi la linea quando ditemi insomma che do la linea a Marta Marangon, proprio un velocissimo flash. Mentre siamo con gli ospiti, una cosa che vi chiedo e chiudiamo poi sui dazi. Tutti gli analisti, diciamo anche gli economisti, continuano a ribadire che la politica dei dazi è una politica che non porta da nessuna parte. Cioè, qual è l'obiettivo di Trump secondo lei? Perché hanno sempre detto tutti è un boomerang quello dei dazi. Allora è difficile capire non è facile capire il soggetto, anche perché delle autorità importantissime economiche statunitensi lo stanno contestando, quindi è veramente un salto nel vuoto. In una economia globalizzata come quella di oggi, attivare politiche del genere potrebbe risultare un boomerang, perché è una partita dove tutti gli attori in qualche modo ci perdono. Certo. E quindi non si capisce, forse perché lo aveva dichiarato e promesso in campagna elettorale, adesso sta dicendo che da oggi arrivano decine di miliardi, centinaia di miliardi in dazi agli americani. E io non lo so, forse fa affidamento sull'ingenuità del suo elettorato, ma le ripercussioni le stanno già vedendo, perché ci sono stati licenziamenti, ad esempio ripercussioni non solo sui dazi ma anche sulle sue politiche economiche e sui migranti. Io ho visto immagini arrivare dagli Stati Uniti di stese di pomodori non raccolte, perché adesso non hanno più quella manodopera a basso prezzo che avevano. Quindi il boomerang secondo lei dice che io credo che alla fine sarà un boomerang. Allora ho intervisto Marta Marangon proprio su Ponte Ottavi con il sindaco Mario Conte. Marta, velocemente, allora attesa da oltre un anno, ci siamo, insomma, apertura stamattina.
Sì, buongiorno Nicola, a te e ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Sì, un momento tanto atteso dalla città di Treviso. È stato inaugurato questa mattina il nuovo Ponte Ottavi che collega i quartieri di San Giuseppe, Santa Maria del Sile e Sant'Angelo. Un intervento molto importante, 8 mesi abbondanti di lavori che si sono comunque conclusi anche prima del previsto. Qui con me il sindaco Mario Conte, un'opera che davvero si aspettava da tempo. Sì, un'opera fondamentale, ci ricordiamo tutti il vecchio, vorrei chiamarlo Ponticello Ottavi, perché era una struttura decisamente più piccola, molto più pericolosa, senza i passaggi ciclopedonali. Quindi è un'opera necessaria che ovviamente ha portato con sé anche molti disagi, quindi il primo ringraziamento va ai cittadini che hanno avuto pazienza e che hanno anche seguito quotidianamente l'andamento dei lavori, poi il grazie va alle maestranze che sono state davvero straordinarie nel portare a compimento quest'opera addirittura un mese prima rispetto a quanto previsto dal contratto. Poi il ringraziamento alla Regione, ad RFI, a tutti coloro che hanno contribuito perché quest'opera diventasse così un punto di passaggio fondamentale che unisce 3 quartieri. E quindi grande soddisfazione, fatemi ringraziare l'assessore Zampese che ha seguito personalmente le opere, anch'io sono stato molti giorni in cantiere perché sentivo la pressione sia dei cittadini che non potevano attraversare il ponte e quindi dovevano fare un giro molto più grande, sia dei giovani sportivi della Canottiere Sile che non potevano percorrere con le loro canoe tutto il fiume, ma dovevano appunto fermarsi qui in corrispondenza del cantiere. Però insomma tanti disagi ma anche soprattutto tanti benefici e da oggi ce li godiamo tutti. Ecco, delle canoe parlava il sindaco perché c'è stata, possiamo dire, una doppia inaugurazione sul ponte con il taglio del nastro e sotto il ponte con il passaggio delle canoe. Ora sono ritornate verso la Canottieri Sile, ma sicuramente è un ponte questo che viene vissuto sopra ma anche sotto. Sì, un doppio ponte che si vive sopra passando in macchina, a piedi, in bicicletta e sotto passando con le canoe, questo per far capire quanto era strategico questo nodo e ovviamente anche quanti disagi il rifacimento ha provocato. Però ripeto, il mio ringraziamento va anche a quei cittadini che per esempio hanno messo a disposizione delle porzioni di giardini che attraverso gli espropri condivisi hanno consentito di realizzare quest'opera più larga, più grande, più sicura, più accogliente, e quindi è stato davvero un ponte comunitario dove ognuno ha messo la sua parte, noi ce l'abbiamo messa tutta, la Regione ha messo un contributo importante così come RFI e l'insieme di tutte queste cose porta a quest'opera. Ecco Nicola, da Treviso per il momento è tutto, restituisco la linea. Grazie a Marta Marangon. Allora, prima di andare in pubblicità volevo sentire di nuovo lei sulla questione dei dazi, cioè qual è lo scopo di Trump? Non è facile, no? Però è davvero una politica che porta dei benefici per un paese? Io ovviamente non sono, come dire, nella testa di Trump assolutamente. Penso, da quello che ho letto, che ci sono economisti ovviamente che bocciano completamente, no, la visione dei dazi e invece economisti che sostengono che nel lungo periodo poi questo sistema possa garantire, in questo caso agli Stati Uniti, di avere, come dire, delle maggiori entrate, soprattutto potrebbe favorire il PIL. Quindi immagino che sposi questa linea, no? La linea appunto che, perché sarebbe assolutamente, come dire, un pazzo Trump se mettesse in campo un'azione che poi non porta risultati. Questo è anche il tema. Per cui è ovvio che è una politica che vuole riaffermare, no, anche la supremazia degli Stati Uniti in economia e quindi nel campo economico-finanziario. C'è da dire che tantissime realtà americane, parliamo di multinazionali, negli ultimi anni sono state un po' fuori controllo e quindi, come sappiamo, come dire, la produzione veniva fatta in paesi, come dire, distanti, dove il costo del lavoro era, dire basso è veramente un eufemismo, e quindi
con questa politica, perché non è la politica solo dei dazi, ci sono tutta una serie di nuove regolamentazioni che poi vanno a incidere anche su questo tema, credo che questa sia la base su cui lui intende rilanciare l'economia americana. Capiremo. È ovvio che noi europei non possiamo rimanere a guardare, però quando dico noi europei, la terza volta che lo ribadisco, cioè ad oggi purtroppo l'Unione Europea non viene, come dire, considerata come un'entità forte, no? Sia in campo politico che istituzionale che economico. E su questo noi dobbiamo continuare a lavorare, dobbiamo unire le forze e cercare di essere coesi e soprattutto presentarci non solo uniti ma con idee chiare, perché ovviamente oggi gli Stati Uniti sono un colosso, come un colosso è la Cina, come un colosso diventerà l'India per esempio. Ormai, come dire, i dati sono favorevoli anche per stati in via di sviluppo e che comunque sia negli ultimi decenni, come dire, hanno macinato. Quindi su questo l'Europa non può rimanere a guardare, non può pensare di, come dire, guardare solo alla finanza, deve guardare anche alla produzione, al sostegno all'economia, al sostegno ai piccoli e medi imprenditori, insomma, per cui c'è tanto da fare e soprattutto ci vorrebbero regole chiare che poi soprattutto aiutino, no, il libero mercato. Allora, andiamo velocemente in pubblicità, poi entriamo anche nei temi e cerchiamo di capire qualcosa anche di quello che bolle in pentola nel centrodestra. Pubblicità e poi ripartiamo. Rieccoci in diretta all'ultima mezz'ora della nostra prima edizione. Concentriamoci un po' su queste regionali, un po' questa partita a scacchi molto particolare, perché ancora non sappiamo la data ufficiale, ancora non sappiamo gli avversari, o almeno abbiamo un avversario, il centro-sinistra con Giovanni Manildo, una compagine nella quale rientra anche ovviamente Alleanza Verdi e Sinistra, quindi Andrea Zanoni, e poi c'è il centrodestra. Ha fatto gli auguri a De Carlo ieri? Assolutamente sì. Ecco, certo. Ieri ha compiuto gli anni Luca De Carlo, che sappiamo è uno dei nomi per il centrodestra, per Fratelli d'Italia, se alla fine si dovesse decidere per Fratelli d'Italia. Allora leggiamo un po' dalla stampa locale: il Veneto alla Lega e quando sarà la Lombardia Fratelli d'Italia. Dovrebbe essere questa la quadratura del cerchio per le prossime elezioni regionali. In attesa dell'ufficialità si racconta di un calcolo di Matteo Salvini per avere successo in Veneto, tenere buona, diciamo, la Liga che scalpita per avere il candidato governatore, ma anche per tenere un po' a freno Massimiliano Romeo, che è il capogruppo del Carroccio a Palazzo Madama, che è diciamo, di un'altra fronda all'interno della Lega e che invece avrebbe velleità di fare il governatore in Lombardia, quindi è un vero e proprio risico politico. Ma al di là di questo, caro Claudio Borgia, gliel'abbiamo chiesto qualche giorno fa, glielo richiedo. È vero che ci vuole del tempo per essere precisi, certo. Però diciamo che quello che si sente dai militanti del centrodestra è: che state aspettando? Allora, intanto, anche dagli elettori. Guardi, intanto oggi mi pare è l'8, quindi è un giorno pari, e quindi il candidato della Lega, e invece i giorni dispari di solito il candidato di Fratelli d'Italia, perché i giornari devono scrivere la verità. Ultimamente la tendenza sembra essere verso la Lega, però. Guardi, la politica è imprevedibile, quindi è l'arte dell'impossibile, quindi quello che oggi è chiaro, domani, come dire, o quello che oggi è certo e sicuro, domani potrebbe non essere più così. Detto questo, però, la verità è che ad oggi non c'è né la data, questo lo deve decidere il governatore, e quindi la Regione Veneto, né tantomeno il nome, perché si sta discutendo, si sta trattando. Capite bene che nel tavolo nazionale non c'è solo il Veneto, ci sono anche altre regioni. Il centrodestra ha, mi pare, solo l'uscente oggi nelle Marche, perché gli altri sono, mi pare, tutti di centrosinistra. Se si dovesse aggiungere anche la Calabria, ci sarebbe anche la Calabria con Occhiuto, quindi un uscente. È ovvio che
serve una discussione approfondita, una discussione che porti ad avere il miglior candidato possibile. E questo non è buttare la palla avanti, è perché io che conosco Giorgia Meloni so benissimo che al primo posto c'è l'Italia e il lavoro del governo. Quindi tutte queste questioni che sì sono sicuramente importanti, ma sono questioni che arrivano dopo. Quindi se ci sono delle questioni di carattere governativo, vengono prima di qualsiasi altra cosa. Per cui adesso che ci sarà qualche giorno di ferie e qualche giorno di vacanza, sicuramente i leader di centrodestra coglieranno questi giorni per definire il quadro. Manca qualche settimana, insomma, noi comunque stiamo lavorando, cioè, bene dirlo, io e tutti i militanti, gli amministratori locali, i dirigenti di Fratelli d'Italia, stiamo nelle piazze, nei mercati, tra la gente, nei quartieri popolari, nei centri cittadini, stiamo raccogliendo idee, proposte ovviamente da dare agli alleati per cercare di formulare insieme un programma che possa essere vincente. E dopodiché stiamo lavorando anche sui profili, sulle persone che possono rappresentare, in questo caso, Fratelli d'Italia nelle varie province del Veneto. Questo è il lavoro che stiamo facendo, non è che noi siamo lì che aspettiamo tutto il giorno, ma quale sarà il candidato, quale sarà la data? Solitamente prima arriva la data e dopo il candidato. Lei sta facendo un appello a Zaia in questo momento? No, non credo che io penso che sia, come dire, un accordo, no, tra le parti, quindi sicuramente si arriverà prima alla data e dopodiché alla scelta del candidato. Se non si sa la data, tra l'altro mi pare che l'abbia detto anche il Presidente del Senato La Russa, che siamo in attesa della data e poi ecco. Per cui questo è lo scenario, nessun appello. Zaia governa il Veneto e quindi anche lui, come Giorgia Meloni, ha ben altro da fare che occuparsi di questioni che sì sono importanti, ma che arrivano. Sì, certo, però insomma bisogna affrontare quotidianamente le sfide che un governo regionale pone davanti, per cui noi stiamo continuando a lavorare in attesa di capire chi sarà il candidato. Lei, se chiede a me, che sono il presidente provinciale di Fratelli d'Italia, cosa sogna, cosa vuole, cioè io spero che il candidato sia di Fratelli d'Italia. Questo lo sanno tutti, abbiamo avuto un coordinamento provinciale proprio questa settimana e tutti gli amministratori locali, i dirigenti militanti si augurano che il candidato possa essere di Fratelli d'Italia, perché ce lo meritiamo. Dopodiché però sappiamo e abbiamo intanto enorme fiducia in Giorgia Meloni, quindi qualsiasi decisione lei prenderà ci troverà pronti e presenti, no? Ma a prescindere da questo, noi vogliamo cercare di portare idee, proposte nuove e vogliamo che a rappresentare il Veneto sia la persona migliore. Noi riteniamo di averle le persone migliori, lei ne ha citata una prima, quindi abbiamo dirigenti, nomi, no? Sì, ma oltre, sì, ci sono loro, ce ne sono tanti altri, abbiamo una classe dirigente preparata. Ecco, questo diciamo. Dopodiché sappiamo bene che la tenuta del governo viene prima di qualsiasi altra cosa, per cui è ovvio che ci sono dinamiche, che ci sono questioni ben più grandi di noi. Noi dobbiamo lavorare per i veneti. È ovvio che oggi più che mai dobbiamo portare, come dire, soluzioni, dobbiamo continuare quel percorso di buon governo di centrodestra che ormai amministra il Veneto da tanti anni. Questo dobbiamo fare noi. Le scelte dei candidati spettano ai leader politici. La scelta invece è stata fatta nel centro-sinistra. Manildo ha già cominciato, insomma le liste del Partito Democratico sono quasi chiuse. La lista di Fratelli di Alleanza Verdi Sinistra? Ecco, le nostre liste andranno chiuse entro una settimana, ma come Europa Verde nelle varie province abbiamo già praticamente definito tutti i nomi. Ad esempio giusto ieri sera la federazione trevigiana ha già scelto i primi nomi, tra i quali c'è anche il sottoscritto come consigliere regionale uscente. E io
dico che siamo a un punto molto positivo da un nostro punto di vista, nel senso che ormai già da 4 settimane abbiamo individuato il candidato, Giovanni Manildo. È stata una scelta ponderata dopo mesi di confronti e discussioni venete all'interno della coalizione, con tutte le forze della nostra coalizione. Questa volta veramente una coalizione che ha tutte le forze del centro-sinistra unite in questa candidatura di Giovanni Manildo, che ricordo è stato quel candidato che è riuscito a vincere le elezioni amministrative comunali contro lo sceriffo Gentilini, quindi contro una figura molto importante del centrodestra. E quindi noi stiamo lavorando già nei territori, abbiamo già individuato i filoni principali del nostro programma, ci dobbiamo assolutamente dedicare alla questione ambientale, del consumo del suolo, perché ormai le nostre città e paesi stanno diventando invivibili, e poi abbiamo le ripercussioni dei cambiamenti climatici con le inondazioni, con tutti questi fenomeni estremi dovuti anche ad aver troppo consumato il suolo, ad avere queste sacche di calore su asfalto, cemento, città centriche, che poi quando arriva qualche corrente fredda causa questi uragani, questi tornado, con questi disastri incredibili. L'altra cosa di cui ci dobbiamo occupare è assolutamente la sanità, perché c'è molto da fare. La sanità d'eccellenza del Veneto sta scricchiolando su più fronti, abbiamo troppi medici che se ne stanno andando via dal pubblico verso il privato, abbiamo i pronto soccorso che fanno fatica, mancano troppi medici di medicina generale. Sono intervenuto con 2 interrogazioni proprio sto mese passato per quanto riguarda la situazione ad esempio del comune di Paese, che è il mio comune, ma lo porto ad esempio, un comune di 24.000 abitanti che ha perso un ulteriore medico di medicina generale, ne ha altri 3 che tra poco andranno in pensione, oppure come il caso di Sant'Andrea oltre il Muson, una frazione di Castelfranco Veneto che dal 1° agosto è senza medico di medicina generale, dove ci sono 300 pazienti diciamo particolari, cioè anziani, che fanno fatica a muoversi. Noi vogliamo, ci candidiamo per un governo alternativo e diverso. Veniamo da 30 anni di governo di centrodestra, con Galan prima e Zaia dopo. Sono stati fatti degli errori, mi riferisco ad esempio alla superstrada Pedemontana Veneta, dove sono stati sbagliati i calcoli e quindi la Regione deve andare a mettere dei propri soldi, 50 milioni solo nel 2024, per coprire questo ammanco che c'è tra le entrate da pedaggio e quello che dobbiamo dare al privato. Sulla sanità dobbiamo intervenire per renderla più appetibile, in modo che i medici restino, e dopo naturalmente la questione dei giovani, la questione del lavoro. Quindi... Ecco, a proposito di questo, vi faccio vedere un servizio così lo commentate insieme, perché uno dei temi è anche quello appunto della famosa glaciazione demografica e delle ripercussioni poi anche sugli anziani. Allora, vediamo il servizio con i dati dello SPCGL di ieri, che racconta di sempre meno nati, sempre più anziani. Pensate, l'età media della Marca Trevigiana dei lavoratori è dai 47 ai 57 anni. Fra 20 anni più o meno si stimano 300.000 over 65. Sentite. Nella provincia di Treviso sono meno 38% di nuovi nati e in 20 anni, dal 2004 al 2024. Altro che inverno demografico, quella che emerge dall'ultima indagine dello SPCGL è una vera e propria glaciazione demografica, meno 38,7% di nuovi nati negli ultimi 20 anni, con picchi in alcuni piccoli comuni della Marca. Un dato che emerge è la bassa natalità in alcuni comuni, come comune di Cavaso del Tomba, Refrontolo, Porto Puffolè, dove non si raggiungono nemmeno i 10 nati in un anno. Questo cosa comporta? Comporta poi una desertificazione dei territori in termini di pianificazione dei servizi, chiusura di asili, scuole e mancato ricambio generazionale. Tengono sul fronte delle nascite i comuni più popolosi. Abbiamo Treviso con 531 nati all'anno,
che comunque non raggiunge neanche la cifra di 2 nati al giorno, per poi susseguirsi a Castelfranco, Montebelluna, Mogliano, sono i comuni che hanno numeri più alti, però sempre verso un minimo sindacale. I comuni dove abbiamo più anziani sono anche quelli della zona di Treviso Sud, compresa proprio la città di Treviso. Infatti abbiamo l'indice di vecchiaia più alto, dove abbiamo 2 anziani ogni giovane, e poi tutta la zona del Vittoriese. Fanno meno figli anche le famiglie straniere, che in termini assoluti negli ultimi 10 anni hanno dimezzato le nascite. Anche l'età media della popolazione attiva è sempre più alta, con l'età media dei lavoratori che si piazza nella Marca tra i 47 e i 57 anni. Se noi non aiutiamo proprio economicamente le famiglie e le persone che fanno figli, quel dato che ormai è diventato europeo, una denatalità alta, un aumento dell'età delle donne che fanno figli, il rischio è che se si bloccassero i flussi migratori ci troveremo in una società senza ricambio. Allora, questa è la situazione. Borgia, lei è anche l'amministratore locale, insomma, vice sindaco di Montebelluna, quindi allora, questo significa una serie di fattori: meno nati, meno giovani, più anziani che lavorano, persone diciamo in età che lavorano, e anche case di riposo, perché ci sono sempre più anziani. Allora, questa è una delle grandi sfide per chiunque governerà la regione da qui in avanti. Guardi, io ho fatto l'assessore alle politiche familiari a Montebelluna nello scorso mandato e le assicuro che ho messo in campo, anzi come amministrazione abbiamo messo in campo tutti gli strumenti di sostegno alle famiglie che un'amministrazione potesse fare. Ad oggi ci sono ancora quegli strumenti, vuol dire che funzionano, che i cittadini, come dire, non solo apprezzano, ma ci chiedono insomma di replicarle, e questo è un dato importante. Io credo però che sia necessario un grande piano della natalità, che però non possa, come dire, essere solo ed esclusivamente sulle spalle delle amministrazioni locali. E non con i bonus. Assolutamente, perché il bonus, come dire, è uno strumento che può essere d'aiuto, ma non risolve il sistema, che è il problema, che è un problema sistematico. Ci vuole appunto, come le dicevo, un grande piano della natalità che parta ovviamente da soluzioni del governo, e so che il governo su questo, che può dare il governo, so che il governo su questo ci sta lavorando, che coinvolga sia la regione che le amministrazioni locali. Ognuno dovrebbe fare il proprio, ma in un ambito di sinergia, perché ogni comune mette in campo determinati strumenti. Non penserete mica che con il pacco nascite dei comuni si possa risolvere, no, l'annoso problema della denatalità. Allora io adesso su questo tema, sul tema della famiglia, voglio fare in provincia di Treviso un convegno, e soprattutto ho incominciato il dialogo con alcune associazioni del territorio per parlare di questo tema, che deve essere, secondo me, un tema centrale nella prossima campagna elettorale delle elezioni regionali. Però non deve essere solo in campagna elettorale, ce lo dobbiamo poi portare per tutto il mandato e dobbiamo risolvere questo problema, o meglio cercare di essere parte integrante di soluzioni e di un sistema che possa poi garantire una soluzione concreta, perché come abbiamo sentito il 38% in meno di nascite è preoccupante, è desolante, e soprattutto tra 20 anni non avremo nessuno che pagherà poi realmente le pensioni, come dire, ai nostri anziani, e poi sapete meglio di me che così facendo il sistema crolla, per cui su questo tema ci deve essere un impegno, un grande piano della natalità, ma lo dico da sempre, lo dico da parecchi anni. Zanoni, cosa può fare la Regione e cosa non ha fatto? Allora, la Regione potrebbe mettere naturalmente dei fondi a sostegno delle nuove famiglie, ad esempio per quanto riguarda la casa, perché se non hai una casa è difficile poter mettere su famiglia. I fondi destinati all'edilizia, ad esempio popolare, oppure agli incentivi in questo settore sono stati pressoché
pochissimi, insomma, perché di fatto mancano fondi. Per quanto riguarda anche tutte le misure che diceva Borgia, sono convinto che siano utili anche per i comuni, però non dobbiamo dimenticare che sono stati fatti anche dei tagli su questi fondi, di passaggi di fondi dallo Stato ai comuni. Per quanto riguarda il sociale, non sulla natalità. sono stati fatti dei fondi, tagli anche importanti. Noi a livello nazionale lo abbiamo denunciato più volte. Quindi un'altra misura che potrebbe essere adottata per portare dentro soldi e poterli investire in questo importante settore, perché è cruciale, perché veramente qui siamo a rischio di tenuta sociale, perché se non ci saranno i lavoratori del futuro, dove troveremo i soldi per le pensioni che verranno? Io ricordo che c'è stato un boom demografico degli anni 60 e questa popolazione adesso sta entrando proprio nel periodo, nell'età pensionabile, e quindi si fa fatica anche a far reggere i conti. Qual era la proposta che dicevo prima? Ecco, in Veneto, ad esempio, visto che la domanda è cosa può fare la Regione, attualmente la Regione Veneto è l'unica regione che non applica la maggiorazione sull'addizionale IRPEF ai redditi alti. È una misura questa che è già stata adottata da tutte le altre regioni, anche dalle regioni dello stesso colore politico della maggioranza che abbiamo oggi. Cioè non deve essere un tabù quello di far pagare il giusto a chi ha i redditi alti per poter far quadrare i bilanci regionali. Quindi io direi che questa potrebbe essere una misura. È sempre stato il mantra di Zaia, no? Sì, adesso Zaia, IRPEF, una cosa sicura di queste elezioni, tornando al discorso prima, è che non avremo più Zaia come candidato o presidente di regione. L'altra cosa che volevo dire era, noi abbiamo chiesto più volte invece a Zaia, che ancora ha questo ruolo importante di definire la data delle elezioni. Zaia in qualsiasi momento la può definire. Le leggi sono chiarissime, l'ultimo giorno utile è il 23 novembre, che lo faccia, è il 16 novembre, è il 23 novembre, diamo chiarezza ai cittadini anche per finirla con sto balletto della data. Tra l'altro una cosa che noi abbiamo fatto, che il centrodestra non ha fatto e non farà, è quella di aver scelto un candidato qui in Veneto. Mannildo lo abbiamo scelto noi veneti, non ci sono state ingerenze a livello nazionale, lo ha scelto la coalizione. Qui abbiamo capito una cosa, che centrodestra non si mette d'accordo perché non c'è solo il livello regionale ma c'è anche quello nazionale, e questo insomma si ripercuote poi anche sul dibattito, perché il dibattito sulle elezioni è cosa deciderà il centrodestra invece di cosa deciderà il centro-sinistra e il centro-destra sulla sanità, sull'ambiente, sul lavoro. Questa questione rispetto a si sceglie in Veneto, si sceglie a Roma, è una favola. Zaia, che è stato uno dei migliori governatori d'Italia, è stato scelto a Roma e non è stato scelto in Veneto. Cosa significa sceglierlo a Roma? Significa che i leader nazionali comunque sentono il coordinatore regionale, sentono i coordinatori provinciali, quindi che si decida fisicamente a Roma o a Venezia cambia di poco. Poi io non entro in merito alle scelte del centro-sinistra, ma sappiamo tutti quali difficoltà ha avuto il centro-sinistra per arrivare alla scelta di Giovanni Manildo, che è stata una scelta di compromesso, perché il candidato in pectore doveva essere Vanessa Camani. Quindi, e non credo sia stato scelto, in Veneto, credo che sia stata scelta sia a Roma che in Veneto, così come farà il centrodestra, sentiti i rappresentanti del territorio, i rappresentanti politici del territorio. Poi a Roma si prenderà una scelta, ma ribadisco, Zaia è stato deciso a Roma e mi pare che abbiamo fatto una scelta corretta, una scelta lungimirante, che ha portato buoni risultati. Adesso sono sicuro che i nostri leader sceglieranno un'altra figura che potrà governare e rappresentare i veneti per i prossimi 10 anni. Se vincete le elezioni. Se vinciamo, certo. Ma infatti io sollecito la scelta esclusivamente perché credo che la partita sia apertissima, e darvi così tanto spazio secondo me non è corretto, però credo anche
che sia giusto che il tavolo del centrodestra faccia le scelte corrette e si prenda il tempo che si deve prendere, per cui quando decideranno noi saremo pronti. È ovvio che c'è stata una discussione, che siamo stati sentiti, ognuno di noi ha dato un parere politico su ovviamente la scelta, la visione. Come le ho detto prima, insomma, io spero fino all'ultimo secondo che il candidato possa essere di Fratelli d'Italia. Ma secondo voi, secondo lei come va a finire? Ma io non lo so, io so che ci sono dei paletti imposti dalla legge. Il 23 novembre è l'ultimo giorno utile. Il 23 ottobre circa, giorno più giorno meno, vanno depositate le liste. 23 ottobre? Sì, perché abbiamo l'indizione che sono 50 giorni prima, il 23 novembre è l'ultimo giorno utile, quindi se loro decidono di scegliere all'ultimo minuto, cioè il 23 ottobre... Hanno un mese di tempo per fare la campagna elettorale? Sì, ma è possibile fare la campagna elettorale io dico prendetevela pure comoda, perché noi in fin dei conti sta anche bene. Abbiamo fatto, sì, certo. Io quando c'è stato il Covid ho fatto campagna elettorale d'estate, ok? Quindi disturbando, no, i nostri cittadini d'estate, che è il periodo in cui invece la gente vorrebbe rilassarsi, e soprattutto lo abbiamo fatto in meno di un mese, perché se vi ricordate sono state spostate le elezioni da maggio a settembre in fretta e furia. Quindi, come dire, però è tutto possibile, certo, è ovvio che non si arriverà al 23 ottobre, sicuramente alla fine di agosto, immagino, i primi di settembre, si avrà il quadro completo, sia per quanto riguarda la data che attendiamo, sia per quanto riguarda il nome. Su questo, insomma, ci stiamo lavorando. Ecco. Io voglio strapparle una cosa, vediamo se ci riesco. Sì, vediamo, allora... sempre quella? No. Allora, che percentuale, personalmente non parla Claudio Borgia, cittadino di Montebelluna. Io rappresento sempre il partito in ogni occasione, allora, però che percentuale vede lei nel suo ragionamento allora, il candidato di Fratelli d'Italia, che percentuale ha secondo lei, realisticamente? Il candidato di Fratelli d'Italia? Ah, se dovessi, guardi... 70, 30, 50, 50. No, guardi, lei credo che 50, io 50. Da quello che so le trattative 49. sono ancora nel vivo, 49. quindi... 49. Guardi, non faccio il pallottoriere, io spero che sia, come dire, il 100%, poi sono tre, no? Giusto, sono tre le forze politiche sedute al tavolo, no? Anzi sono 4, quindi diamo un 25% ad ognuno, così... io pensavo, intendevo... Io però quello che... il voto complessivo, la domanda era sul voto complessivo. Per capire, cioè tra Fratelli d'Italia e Lega, che percentuale dava le probabilità? Le do un dato certo. Alle ultime elezioni europee Fratelli d'Italia ha preso il 37%, la Lega mi pare il 13%, se non sbaglio, vado a memoria, posso sbagliare, perdonatemi, e Forza Italia mi pare tra l'8 e il 9%. Quindi diciamo, se teniamo conto di questi dati, allora Fratelli d'Italia dovrebbe essere, come dire, in vantaggio. Se teniamo conto delle politiche, lì abbiamo preso il 32%, la Lega sempre intorno, come mi pare, intorno all'8-9% e così anche Forza Italia. Per cui se prendiamo questi due dati, io le dico che il candidato dovrebbe essere di Fratelli d'Italia. E quindi questi sono i dati reali. Se poi, come dire, dobbiamo invece guardare la realtà dei fatti, e bisogna avere rispetto per tutti gli alleati, perché noi siamo stati un partito piccolino e sapete non abbiamo avuto tanto rispetto in generale da tutti, no? Invece adesso che noi siamo il primo partito d'Italia e governiamo il paese e guidiamo la coalizione, dobbiamo essere soprattutto collante di centrodestra e quindi prenderci oneri e onori e cercare di tenere unita la coalizione. Se serve fare dei passi indietro perché tutta la coalizione faccia dei passi avanti, noi ci siamo, perché abbiamo una responsabilità maggiore rispetto a tutti gli altri. Spero di essere stato chiaro. Chiarissimo, chiarissimo. Allora io vi ringrazio, grazie a Claudio Borgia, grazie ad Andrea Zanoni, buona campagna elettorale. Buona campagna elettorale. Insomma, ovviamente ci vediamo in questo periodo. Ci vediamo nella mischia. Nella mischia. Allora io vi dico soltanto che vi lascio al meteo e se non sbaglio, dopo di noi va una puntata della nostra storia con Lucio Zanato, quindi il grande archivio storico di Antenna 3. Grazie per averci seguito e arrivederci.